Mazzette per la costruzione di una RSA a Santa Maria di Sala e fornitura di mascherine. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 6 persone, tra cui gli ex sindaci Fragomeni e Zamengo e il costruttore Cazzaro. Intercettazioni fondamentali nell'indagine, sottolinea il procuratore di Venezia Cherchi. Brugnaro si dice basito per l'arresto dei 2 esponenti di Coraggio Italia. Il ministro della Giustizia Nordio, ospite dell'Ordine degli Avvocati a Vicenza, è tornato a parlare delle intercettazioni dei presunti dissensi con la magistratura. Massima sintonia con la Premier, dice. È stato scarcerato e destinato all'affidamento in prova Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che 9 anni fa sparò un ladro che aveva scoperto nel garage di casa la soddisfazione di Zaia. Indebita percezione di erogazioni pubbliche, nei guai 2 imprenditori padovani sequestrati dalla Guardia di Finanza, beni e denaro per oltre 2,5 milioni di euro. Alcuni gradoni dell'Arena di Verona danneggiati durante i lavori di smontaggio della stella cometa allestita per Natale, indaga la procura. Ondata di maltempo, nevicate intense e forti raffiche di vento, incidenti nel Bellunese, 3 passi montani chiusi. La protezione civile dirama lo stato di attenzione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring che affonda nell'attualità. Stop intercettazioni sui giornali. Ha ragione Carlo Nordio, il ministro della giustizia, il trevigiano Nordio? Se sì, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. È uno dei temi più dibattuti e attuali del momento. Lo stesso Nordio è ritornato su questo tema oggi, ospite dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Parole sono state spese anche poco fa dal Geri, dalla Premier Meloni, ma ne parleremo nel corso di questa edizione. Di certo le intercettazioni sono servite, e come nell'indagine che questa mattina è stata presentata a Venezia. Mazzette per la costruzione di una RSA a Santa Maria di Sala. Ci sono degli arresti davvero eccellenti. 6 persone tra pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa, iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno. Infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore, con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima, estranei alla vicenda. Gli arrestati sono Nicola Fragomeni, 2 volte sindaco di Santa Maria di Sala, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco Brugnaro. Ugo Zamengo, anche egli ex sindaco e attuale consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Gli imprenditori padovani Battista Camporese, direttore generale di Villa Maria Casa di Cura con sede a Padova e con diversi passati incarichi di rilievo in molte strutture sanitarie. Mauro Cazzaro, ex presidente di Ance Padova, titolare di Cazzaro Costruzioni SRL, azienda di Trebaseleghe che opera principalmente tra Padova e Treviso. C'è poi il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria di Sala, il geometra Carlo Paiaro, e l'architetto di Santa Maria di Sala, Marcello Carraro. Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del comune di Venezia. La procura ha parlato di un sistema. Il sistema nel senso che ci sono più fatti relativi a richieste di denaro
per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi si tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi. Ancora, naturalmente, non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale, se e quando si arriverà a un dibattimento completo. Ma l'indagine, svoltasi mediante servizi di osservazione, pedinamento e intercettazione definite dal procuratore fondamentali, riguarda anche l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60.000 euro. Un caso che investe Santa Maria di Sala, c'è la reazione del sindaco attuale Natascia Rocchi, sono sorpresa e addolorata ma vado avanti, queste le sue parole. Stamattina alle 7:35 mi ha telefonato il segretario generale, dottor Longo, dicendomi che c'erano i carabinieri in municipio. Mi sono precipitata, ma ho trovato già tutto transennato, tutto l'ufficio tecnico, quindi tutto il piano terra e il primo piano, i locali dell'ufficio tecnico posti al primo piano. Quindi lei non ha avuto modo poi di parlare con loro? Sì, col colonnello sì, dopo un'altra ora il colonnello mi ha appunto detto che erano state arrestate 6 persone e che comunque alla sindaca non era dovuto alcun esibizione di alcun mandato, perché il mandato è stato sottoposto solo agli indagati. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Sono sorpresa e addolorata. Mi sento un grande carico di responsabilità e tutti mi dicono tu vai avanti perché non c'entri nulla con il passato e vai avanti. Certo, ci sarà un consiglio comunale straordinario? In questo momento non l'ho previsto e non ci ho ancora pensato. Le ripeto, bocce ferme per qualche giorno, perché potrebbe anche essere che tra qualche giorno cambi lo scenario. Dicevamo le intercettazioni che sono state fondamentali per questa indagine e ne ha parlato espressamente il capo procuratore di Venezia Cherchi. Le intercettazioni sono sempre determinanti nel senso che danno il là per l'attività di indagine, quindi senza l'intercettazione non c'è possibilità di fare null'altro di conferma. Quello che non può essere corretto è l'uso delle mere intercettazioni a fini di prova. Questo è il dato che mi pare assolutamente corretto. Il problema, semmai, è quello della valutazione delle attività intercettative, cioè la difficoltà dell'intercettazione, che come giustamente è stato detto è un mezzo di prova, non è una prova, e quindi è un elemento che consente poi di riscontrare quello che emerge dalle intercettazioni, devono essere valutate nel contesto. Allora il grande pericolo è un problema di equilibrio di chi valuta e quindi innanzitutto dei magistrati e delle forze di polizia, equilibrio che deve essere supportato da una capacità di indagine, di capacità di valutazione degli elementi che emergono in un contesto. È chiaro che chi parla spesso per telefono ha un linguaggio, un modo di approccio, un modo di affrontare i problemi che non è lo stesso che avrebbe in un pubblico dibattito. Allora il discorso è quello della valutazione, quindi dell'equilibrio e anche della professionalità di chi opera. La professionalità è, a mio avviso, l'elemento centrale della valutazione delle intercettazioni. Le intercettazioni devono essere valutate nel loro complesso e devono avere i riscontri in relazione a quello che si dice. Se così è, non credo che ci possa essere un problema di intercettazione. Una partita legale in punta di diritto, ma soprattutto politica, quella delle intercettazioni. Ne ha parlato, è ritornato a parlarne anche oggi il presidente Zaia. 48 ore fa lo ha fatto anche Andrea Crisanti.
A proposito di giustizia, c'è una grande discussione intorno alle intercettazioni telefoniche. Lo chiede a me. La battuta è pronta, il riferimento politico e personale è evidente. Da Codogné, dove si trova per il taglio del nastro di un'opera sulla Cadore Mare, Luca Zaia torna sul nodo intercettazioni. Da una parte c'è il dibattito innescato dalla volontà di riformare lo strumento, annunciata e ribadita a Vicenza dal ministro Carlo Nordio, con conseguenti polemiche non solo politiche. Dall'altra la vicenda più privata, ovvero le frasi pronunciate dallo stesso Zaia in una conversazione telefonica sul virologo Andrea Crisanti, diffuse dalla trasmissione Report a inizio anno e che hanno creato un vero e proprio caso. Sinceramente penso che non ci siano cittadini che come si può dire, siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti, delle illegalità. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella, per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione. Questa è la linea del governatore a meno di 48 ore dal convegno organizzato dal gruppo Il Veneto che vogliamo a Padova su libertà di critica e informazione. Collegato online anche Crisanti è andato letteralmente all'attacco, nel mirino sia Zaia che Nordio. Noi abbiamo il ministro Nordio che in Parlamento, invece di stigmatizzare il comportamento di Zaia, praticamente vuole eliminare le registrazioni, perché non sia mai che casi simili vengano alla luce in futuro. Le parole pronunciate da Zaia rimarranno e io gli chiederò conto sul fronte legale, ha aggiunto il virologo. Intercettazione o no, i toni restano incandescenti. Finalmente noi, ma penso i veneti, hanno visto il vero volto dell'esercizio della politica che vogliamo governare questa regione. Tutto questo nella giornata in cui ha parlato lo stesso Carlo Nordio, lo ha fatto presso l'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Sentiamo cosa ha detto il ministro Trevigiano. Le intercettazioni noi parleremo, presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, ha precisato sul tema delle intercettazioni, tema che ha innescato la polemica nell'ultima settimana, tornato di stringente attualità dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi, se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto l'altro giorno celebrando solennemente la figura del Beato Livatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Soddisfatto dopo aver incassato la blindatura del premier Giorgia Meloni, che ha espresso nei suoi confronti parole di stima e fiducia placando le tensioni nel governo. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la premier siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. E a proposito dei presunti dissensi tra il ministro Carlo Nordio e qualche magistrato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli ha risposto con una citazione. Se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, no? Questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione
quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi. Intanto c'è da registrare una presa di posizione di poco fa della Premier Meloni da Algeri, dove si trova in visita diplomatica. Meloni, che ha invocato una tregua: non voglio nessuno scontro con i magistrati, ha detto con buona volontà bisogna cercare delle soluzioni. La Repubblica.it titola così: Meloni frena Nordio su giustizia e intercettazioni. Insomma, il fronte rimane incandescente. E a proposito di giustizia, c'è una notizia dirompente per certi versi, perché è stato scarcerato e destinato all'affidamento in prova Walter Onichini. Beh, Dio, posso dirle finalmente? Prime parole cariche di sollievo, quelle della moglie di Walter Onichini, al quale il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova. Secondo quanto si è appreso, il macellaio di Legnaro potrà lavorare nel negozio della sorella, un'azienda di macellazione carni del Veneziano. La sera, anziché in carcere, potrà tornare nella propria abitazione. La moglie è incredula. Sono stata 2 minuti al telefono con l'avvocato giusto per dirmi: guarda, è arrivata la notifica della PEC adesso, ti faccio sapere quando bisogna andarla a prendere, punto. Da quello in poi io non so nulla, ho visto anche affidamento in prova, ma non ho letto le condizioni, gli orari, i giorni, se torna a casa, se non torna a casa. Una bella notizia. È una storia che ci ha visto da vicino come veneti. Penso alla sua famiglia, immagino, come si può dire, la gioia. Ho avuto modo anche di parlare con la signora Onichini, l'ho incontrata e devo dire che va tutta la mia vicinanza a questa famiglia. I giudici hanno inoltre disposto per l'uomo un'attività obbligatoria di volontariato. Walter Onichini il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua, ferendolo gravemente. Venne condannato in via definitiva a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per tentato omicidio, sentenza diventata definitiva nel settembre 2021. Finora i ricorsi presentati dal legale dell'uomo erano sempre stati rigettati, ultimo quello alla Corte di Cassazione. Sempre nel 2021 la moglie di Onichini aveva chiesto la grazia al Presidente della Repubblica per conto del marito, detenuto al carcere 2 Palazzi di Padova. Il ladro, condannato a 3 anni e 8 mesi per l'effrazione a casa Onichini, è un albanese di 32 anni ancora latitante. Tante le reazioni su questo caso, politiche e non solo. Lei da legale si ritiene, immagino, soddisfatto di quanto ottenuto da Onichini? Gli stanno solo applicando un diritto per il quale aveva tutte le condizioni per accedere a questa misura alternativa. Ha avuto la misura alternativa con tanti mesi di ritardo rispetto a quando era maturato il termine. C'erano tutte le condizioni e non gli hanno regalato niente, anzi. Esulta la Lega di Padova, un po' per tutti i militanti del Carroccio è finalmente arrivata una buona notizia. Sono felice per i familiari, sono felice per la moglie di Walter Onichini, ma sono soprattutto felice per lui, perché grazie alla sua condotta osservata in questo periodo non certo facile all'interno del carcere ha permesso ai giudici di accogliere la sua richiesta di affidamento in prova. Oggi è una giornata bellissima, Onichini finalmente esce dal carcere, è in affidamento in prova, però è un primo passo importantissimo. L'importante è che lui esca da quella galera e possa riunirsi alla sua famiglia, alla moglie che non sta bene, a cui va tutta la mia vicinanza e i miei auguri, e a Onichini un grande abbraccio. Forse oggi c'è un po' di giustizia per Onichini, che ha subito una delle più grandi ingiustizie del nostro paese. Una notizia dell'ultima ora: un operaio ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza per le ferite riportate nella caduta da un'impalcatura da un'altezza di 3,5 metri all'interno di una concessionaria di auto ad Arzignano. Sta indagando ovviamente lo Spisal accanto ai carabinieri, quindi caduta un operaio grave ad Arzignano di Vicenza. Ritorniamo a Padova e ritorniamo a parlare di legalità, di un'inchiesta in debita percezione di erogazione pubbliche. Con questa accusa il Tribunale ha disposto il sequestro di beni e disponibilità per un importo di oltre 2 milioni di euro a 2 imprenditori della provincia.
Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato in via preventiva beni e disponibilità finanziarie per 2,5 milioni di euro a 2 amministratori di una società immobiliare padovana. I 2 sono indagati dalla Procura di Padova per indebita percezione di erogazioni pubbliche e per reati societari. Da oltre 6 mesi le Fiamme Gialle indagavano sul conto di questa immobiliare con sede nella provincia Euganea e recentemente trasferitasi in Abruzzo, che avrebbe utilizzato bilanci e documenti ritenuti falsi nel periodo immediatamente successivo al lockdown per richiedere e ottenere ingenti finanziamenti da diversi istituti di credito, assistiti dalla garanzia dello Stato concessa proprio a sostegno delle piccole e medie imprese. Per risultare idonea a ricevere il credito bancario garantito dallo Stato, gli indagati avrebbero falsificato i bilanci, aumentato fintamente il capitale sociale, predisposto dossier relativi a investimenti e progetti da realizzare. Il giudice per le indagini preliminari di Padova ha emesso un apposito provvedimento di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un importo, ricordiamo, di 2,5 milioni di euro circa. Alcuni gradoni dell'Arena di Verona sono rimasti danneggiati questa mattina durante i lavori di smontaggio della stella cometa Dobbo, allestito dal 1984 ogni anno durante le festività natalizie. Parliamo di un'immagine ormai diventata un simbolo. Come vedete dalle immagini tratte dalla pagina Facebook Verona Social, la base in acciaio collocata all'interno dell'anfiteatro si è staccata ed è precipitata fino alla cavea dove d'estate è collocata la platea per il pubblico, colpendo alcuni gradoni. Sul posto si sono recati in sopralluogo i tecnici comunali e la sovrintendenza ai beni archeologici e architettonici. La quantificazione dei danni è ancora in corso da parte di tecnici. L'intero monumento dell'Arena di Verona è stato sottoposto a sequestro dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. Veniamo adesso al maltempo che si sta concentrando anche in Veneto, soprattutto in alta quota nel Bellunese. 6 auto finite fuori strada, impossibilitate a proseguire, sono state recuperate nelle ultime ore dai vigili del fuoco, soprattutto nella zona della Conca d'Ampezzo. Nelle immagini dei vigili del fuoco il recupero dei mezzi nei pressi del Passo Giau, investito da una vera e propria tormenta di neve. Da questo pomeriggio il centro decentrato della Protezione Civile regionale ha fatto scattare la fase di attenzione per vento forte sulle zone montane. La fase di maltempo iniziata nella notte sta portando nevicate sopra la quota 7-800 metri, in innalzamento a 1000 metri previsto per la giornata di domani. I venti sono forti in alta quota, mentre nelle vallate si registrano locali condizioni di FON. Le prime schiarite sono attese a partire dal pomeriggio di mercoledì. Il pericolo valanghe resta marcato grado 3 su una scala di 4, così dunque sul fronte ma non solo. Non ho altri aggiornamenti da darvi, dal Veneto è tutto, c'è il meteo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione sul nostro territorio. Ecco che la giornata di martedì 24 gennaio sarà instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee schiarite di mattina. A seguire precipitazioni intermittenti possibili un po' ovunque. Il limite della neve sarà intorno ai 700-1000 metri di quota. Prestare la massima attenzione sulle Dolomiti, dove permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Generale rialzo termico con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo ampi spazi soleggiati, ma con il passare delle ore il tempo peggiora, il cielo sarà coperto e via via precipitazioni sempre più deboli. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature minime sui 4 gradi, massime intorno agli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno parentesi soleggiate, ma nel corso della serata saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.